Duilio Ines, vedete, nella coppia l'importante è anche essere uniti nei momenti di difficoltà. Certo, no? a me lo dici, a me lo dici. Sì, a lei lo dice. A noi lo dici. Lo sto dicendo a voi apposta perché siete qui in terapia da me, è normale che lo dica. Noi proprio noi. Sì, no, dicevo che affrontare i momenti difficili insieme è utile, no? Utile. Affrontare ad esempio le vostre paure, no? Le vostre paure, le vostre A me lo paure. dici. Sì, noi lo sto dicendo a voi, sì, perché siete qui in terapia da me, è normale che io lo stia dicendo a voi. Certo. E allora quello che io voglio sapere da voi è quali paure avete? Ah, beh, abbiamo io ho tante paure, dottore Scarbonassi. Presenti Scarbonassi? Quelle bisse nere, no? Che non Non si sa neanche come che Non si... so neanche come si dicono cosa Non sono. si sa neanche come che si chiama in italiano, sono? si Delle deve bisce? pensare, ma... No, Scarbonassi. Ma vabbè, ha paura delle bisce? Anche, sì, anche degli Ion 6 ho tanta paura. Cosa sono gli ansi? Ion 6? Non sai se che... Capito però che sarebbe utile parlare in italiano. Ise che vespe, è come gli elicotteri qui a cose, a dottori. Ise lunghi, un coso, Io una sei. linea. Io sei, abbiamo capito. Allora Vito, io ho Vito. scritto Tipo vespe. Ho Bisogna scritto sapere l'italiano, perché se mi attacca un gruppo degli Ion 6 che siamo 103, aiuto, mi sta attaccando un gruppo di... Descrivi. Ion 6. Sì, aiuto, mi sta attaccando un scarbonazzo, come esiste. Allora sì, vabbè, allora ho segnato Scarbonazzi e gli ansi. Ha altre paure? Di invecchiare, Ah, ecco. che gli uomini non mi guardano altro. Ho paura di non essere più affascinante. Ma tu dovresti averle già superate paure, perché ormai è un tocco che succede. Vedi quanto cancaro che sei, no? Io manifesto le mie paure e lui mi attacca. Chissà che ti arriva un scarbonasso, Vara. Che No, Allora, che non no, saperia come allora, chiamare no. i soccorsi. Cortesemente, allora Duilio, Sono cerchi io. di essere un po' più un po' più gentile con sua moglie. A me lo dice. Dottore, scusi se ci viene da ridere, ma è un modo anche questo per affrontare le nostre paure. Oh, ecco, questo Perché? sto Mi dicendo. quando che ho paura rido tanto, dottore, per non ammettere a me paura folle. Per esorcizzare la paura è Sì, giusto che la ridere. parola è là, Molto bene, ma- molto bene, ma- molto bene. coso, Quindi stavamo l'esorci- dicendo, cerchi di essere gentile con sua moglie, signor Duilio. Io Cerchi di essere posso gentile. dire la mia paura? Io Sì. ho paura della xenofobia. Sì. Ho la xenofobia. No, scusa. Si dice xenofobia, oltre che non è neanche una cosa bella. Xenofobia. No, non esiste la xenofobia. Sì. Cos'è la xenofobia? Ho paura del seno. Ho paura del seno di Scusi, mia è la moglie. prima- questa è nuova, questa è nuova. È la prima volta che sento una patologia del genere. Cioè lei ha paura del seno di sua Ho moglie. paura del seno di mia moglie. Come mai? Come mai? Perché Cosa- casca, capito? E allora, quando ci vado attaccata che magari è in doccia ho paura di scappussarmi e ora ho la xenofobia che magari mi scappuccio, capisci? E casco per terra e niente, magari che trovo un scarbonasso per terra. Come va a finire, dottore? Che faccenda? Guarda, ci rido su ormai, no? Perché è tanti anni che ho questo problema, ma io ho accettato il mio corpo che è fatto così ormai. Anzi, sai cosa gli dico, no? Quando sono nuda fuori dalla doccia, gli dico, occhio che tette e scappussi. Sì, ridemo. Pensa che aveva farsi un tatuaggio una volta, aveva tatuarsi un sole su un seno e una luna da che altra parte. Sole luna. Cioè che ho detto, senti, se meglio che te tatui delle stelle, a manco che avrebbe senso perché sei cadenti. Questo è bello. Però è bello che giochiate ancora insieme, no? Sì, su queste ma cose. dai, belle. diciamoci la verità, perché Ine sa che sotto io la offendo perché è il mio per sedurla. Ah, che bello, che bello. Un po' chi disprezza compra. no? Che Se si no- stressa compra. Sì. In fondo ti amo. Anch'io. Che Ine. bello, che bello. Poi tornate a casa e fate la pace, no? Facciamo la pace. Sento cosa che famo, Duilio? Facciamo la pace stasera. Di più? Cosa facciamo stasera? Femo che è roba che non femo da tanto. Femo che roba che non famo da tanto. Sì! Cosa? Di Che cosa stai parlando? E a carbonara! Ti amo.